Bene, benvenuti a Monterosso, siamo proprio qua sotto la statua del gigante perché oggi vi vogliamo raccontare la storia della nostra residenza appunto del gigante. Allora vi faccio una premessa, Monterosso è l'ultima delle Cinque Terre arrivando dalla Spezia, è quella che ha le spiagge attrezzate più grandi, quindi è molto richiesta da chi ha le famiglie magari con i bambini, è quella che ha una doppia diciamo esposizione, quindi abbiamo da questa parte dove siamo noi che c'è il gigante, la località si chiama Fegina, e dall'altra parte invece c'è il paese vecchio, quindi il centro storico di Monterosso. Quali sono le prerogative di Monterosso e chi sceglie di venire in vacanza a Monterosso? Come vi ho accennato prima, le famiglie che hanno magari dei bambini, ma soprattutto chi gli piace anche avere un pochino più di spazio e che vuole magari godersi il mare più con lo stile anche dell'ombrellone e della sdraia. Eccoci qua e adesso, come vi ho accennato prima, vi faccio vedere la potenzialità che ha la nostra residenza del gigante. Venite con me. Come vedete qui abbiamo già creato questo ballatoio, diciamo, dove avete la possibilità di avere appunto il doppio ingresso, quindi l'appartamento di sinistra e l'appartamento di destra. Adesso seguitemi che vi spiego intanto questo appartamento. Questa zona qua è una zona soggiorno con un divano letto che può essere sicuramente sostituito e messo con qualcosa diciamo di più innovativo e il nostro angolo cottura, quindi è l'ideale per un uso turistico come casa vacanze. Bene, come vedete abbiamo anche questo camino che crea un ambiente rilassante che dà proprio l'idea di casa, quindi immaginatevi le vostre vacanze anche se siete al mare, che quando rientrate in casa avete un po' questo stile caldo da poterlo utilizzare anche magari durante l'inverno e quindi essere comunque una casa accogliente per tutto l'anno. Seguitemi che ora vi porto nella zona notte. Quindi questa è la nostra camera da letto, okay, che vedete ora è attrezzata con questo stile ma che possiamo poi migliorare e modificare. Quella che è la cosa fondamentale è che questo alloggio ha un balcone che vi dà la possibilità comunque la sera di potervi bere un aperitivo e godervi un po' il relax di Monterosso nelle vostre sere d'estate. Una cosa importante, calcolate che chi cerca questa tipologia di immobile di investimento ama proprio la pace e la tranquillità, quindi qui siamo in un contesto a 5 minuti dal mare ma che comunque vi dà la tranquillità e la pace di essere in una zona riservata rispetto a essere nel caos delle Cinque Terre. Bene, una cosa fondamentale che vi vorremmo far capire di questo appartamento è la possibilità di arrivare sotto direttamente con la macchina, che quindi ha una comodità non da poco per poter scaricare le valigie oppure portare le cose, e secondo noi la cosa più bella è il fatto che voi qui potete uscire veramente col pareo e l'asciugamano e avete il mare a 200 metri. Anche per i turisti che magari possono venire qua ospiti dell'appartamento e se uno decidesse di mettere a reddito, la comodità è quella che dalla stazione col trolley e con le valigie arrivano direttamente qua sotto e veramente c'è da fare un piano di scale, quindi non è così impegnativo come magari in altre zone di Monterosso dove ci sono delle scale più impegnative. E questo balconcino la sera d'estate uno se lo gode in maniera eccezionale, quindi questo era il focus che vi volevamo dare su questo appartamento. Adesso vi faccio vedere la nostra seconda parte della residenza del gigante. Come vi ho accennato prima sono due unità già divise che però c'è la possibilità di acquistarle in un'unica soluzione. Questa parte, come vedete, è già stata arredata e sistemata più nello stile casa vacanze al mare, quindi colori blu, questo pavimento che è molto bello sullo stile comunque rustico, e da questo lato abbiamo una bella vista che comunque ci dà molta luminosità. L'angolo cottura che è qui è già predisposto, poi voi considerate che nell'ottica della ricettività, se fosse per un uso investimento da affittare ai turisti, potete decidere come personalizzarla e quello eventualmente Laura vi potrà dare una mano nel capire qual è lo stile giusto. Vi volevo far notare una cosa importante. Questa è la porta di comunicazione tra le due unità immobiliari, quindi in questa fase potete ancora decidere voi se acquistarla come un'unica unità e lasciarle comunicanti, oppure la chiuderemo e quindi le separeremo in maniera definitiva sia dal punto di vista urbanistico e catastale, che stiamo già preparando le pratiche a seconda delle esigenze del cliente. Questo corridoio vi porta nella zona notte dove abbiamo qui il bagno che ha la vasca e che poi vedrete anche nelle foto, può essere anche questo risistemato e messo un bel box doccia, mentre nella camera, che è comunque una camera spaziosa e ha molta luminosità perché ha questa finestra e questa porta finestra che vi fa accedere al balcone che ora vi farò vedere.
Come vi dicevo, qua siamo nel nostro balcone e qui avete la possibilità già di vedere uno scorcio di mare e questa è la vostra zona che vi potete godere per i vostri aperitivi la sera o potranno godersi i vostri ospiti che magari con la vostra casa vacanze potrete mettere a reddito. A chi ci rivolgiamo noi però con questi immobili, quindi con questa residenza? Ci rivolgiamo a due target. Uno è il proprietario che decide di acquistare un immobile per usarlo lui per le vacanze con la famiglia e quindi che lascerà la nostra residenza come un'unica unità immobiliare, oppure l'investitore che è quello che deciderà appunto di frazionarle in due e usarle come due case vacanze da metterle a reddito. Perché questo? Perché Monterosso come località delle Cinque Terre è una di quelle che ha dei numeri più alti dal punto di vista turistico ricettivo, quindi si riesce ad avere una redditività veramente importante. Quello che vi voglio far notare, che vi voglio lasciare come skills diciamo della nostra residenza è proprio il fatto di avere la possibilità di arrivare sotto con la macchina, di poter avere a 5 minuti la stazione del treno che si può arrivare tranquillamente col trolley e arrivare direttamente con 2 minuti di camminamento, arrivare direttamente qui alla spiaggia del Gigante. Quindi dalla nostra residenza del Gigante vi saluto e vi auguro una buona giornata.